Buongiorno e benvenuti a questa puntata di Sicilia 24 Focus, che fa l'altro l'ultima puntata di questa stagione. Fra pochi giorni, la prossima domenica, la piccola Elena del Pozzo avrebbe compiuto 9 anni, ma 4 anni fa, quando di anni ne aveva quasi 5, la madre Martina Patti l'ha uccisa a coltellate e poi l'ha seppellita a pochi passi dalla villetta di Mascalucia, dove tutte e due vivevano da sole. Era il 13 giugno del 2022, il primo allarme parlava di una bimba sequestrata da un commando armato, immediate le ricerche di una fantomatica banda di rapinatori, poi l'interrogatorio della madre che nella notte crollava confessando quel delitto atroce, anche il tentativo di depistaggio. Papà, Elena non tornerà più, disse. Un delitto efferato che ha fatto tremare e commuovere l'Italia intera. Martina Patti, che oggi ha 28 anni, è stata condannata a 30 anni in primo grado e pochi giorni fa è stata pronunciata la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Catania che ha ammesso l'imputata alla giustizia riparativa. È un caso a dir poco delicato che tocca e sconvolge tante anime ancora troppo ferite. Parlo sia dei familiari stretti della piccola Elena, ma anche di tutti coloro che hanno seguito il caso e ne sono rimasti colpiti, sconvolti. La premessa di questa puntata è dunque che non entreremo nello specifico di questa decisione, ma vogliamo capire insieme ai nostri ospiti cosa significa giustizia riparativa e come si applica e cosa vuol dire anche applicarla a un delitto così grave come quello di cui stiamo parlando. Per capirlo vi presento subito il nostro ospite che ci ha già raggiunto in studio, Tommaso Tamburino, che è il difensore, uno dei difensori di Martina Patti insieme a Gabriele Celesti, ed è anche il presidente della Camera Penale ed è l'avvocato che ha chiesto e ottenuto questo istituto. Allora andiamo proprio a capire di cosa parliamo. La presidente della Corte d'Assise, Giuliana Fichera, ha letto una lunghissima ordinanza con cui ha spiegato i motivi per cui ha accolto queste istanze, diciamolo subito, con il parere contrario manifestato sia dall'accusa sia dai familiari e anche dall'avvocato di parte civile. Che cosa vuol dire questo istituto che esiste già nella giurisprudenza del resto del mondo ma che è entrato nel nostro ordinamento abbastanza recentemente? Io innanzitutto ringrazio il vostro invito. Lei sa perfettamente che la condizione della mia presenza qui era affrontare l'argomento della giustizia riparativa, ma non collegato alla vicenda Patti, perché non intendo commentare la vicenda Patti. E questo l'abbiamo condiviso anche noi. Perché è un processo attualmente pendente e su cui, tra le altre cose, questa procedura della giustizia riparativa, ed è bene chiarirlo, non inciderà. Cioè si tratta di due procedure totalmente autonome, indipendenti, parallele. Il procedimento si sta svolgendo e seguirà il suo corso, cioè del processo penale d'appello. Parallelamente a questo procedimento la difesa ha chiesto l'inizio di un percorso che è questa giustizia riparativa. Non è una novità, è introdotta nella legge del 2022, ottobre 2022, quindi da ben 4 anni esiste questa legge, anche se spesso ignorata. Però è uno dei primi casi. È uno dei primi casi, forse uno dei casi più rilevanti, perché si inserisce in un contesto, in un procedimento penale per un reato particolarmente importante, però è la legge che lo consente. La legge che lo consente è che quando vi sono determinate condizioni, e nel nostro caso ci sono certamente, l'imputato, così come la parte offesa, possa essere ammesso a questo percorso di giustizia riparativa che prevede degli incontri tra l'imputato e la vittima principale o vittima secondaria. Nel nostro caso ovviamente vittima principale non c'è più, la piccola Elena sarebbe stata la vittima secondaria, cioè i familiari, il padre e i parenti della bambina, che invece hanno rifiutato questo incontro. E questa è l'altra cosa anche difficile da comprendere, cioè non c'è stato il consenso da parte appunto dei familiari della vittima, della piccola Elena, e spunta questo istituto della vittima surrogata. Di che cosa stiamo parlando? Innanzitutto è bene chiarire. L'obiettivo della legge è quello di un reinserimento sociale dell'imputata nel momento in cui, o imputato, nel momento in cui tornerà a essere libero. Questo quando avverrà? Per qualsiasi tipo di reato. È stata condannata a 30 anni in primo grado. Lasciamo stare il caso concreto. L'obiettivo della legge è il reinserimento sociale. Questo reinserimento è certamente aiutato nel momento in cui è favorito, nel momento in cui vi è un dialogo, in cui nel corso del quale l'imputato potrà chiedere perdono, potrà spiegare le ragioni per cui è avvenuto questo episodio. Quindi il legislatore cosa dice? Se ci sono i presupposti per questo incontro e l'incontro non si potrà svolgere perché la vittima non vuole,
Allora il legislatore l'ha stabilito, non la Corte d'Assise d'Appello di Catania. Il legislatore prevede una vittima surrogata, cioè una vittima definita dalla legge, dall'articolo 53 della legge, la vittima di un reato diverso da quello per il quale si procede. E mi si chiede in questi giorni, ma quale sarà questa vittima? Il giudice, l'autorità giudiziaria, decide di iniziare questo percorso e trasmette gli atti al centro di giustizia riparativa territorialmente competente, in cui vi sarà un mediatore. Quindi poi materialmente le modalità concrete con cui si dovrà procedere saranno stabilite dal mediatore. Ecco, anche queste figure sono una novità, anche questa struttura, questa sede già esiste a Catania? Il giudice ha disposto la trasmissione al centro di giustizia riparativa territorialmente competente, cioè Catania. Devo dire che Catania è tra come dire, i pochi comuni virtuosi in Italia che si sta dotando, si è già dotata e si sta dotando di un centro, per cui io già ho trasmesso gli atti, ho chiesto che si inizi questo percorso così come lo ha disposto la Corte d'Assise d'Appello e a giorni dovrebbe iniziare, credo che poi è prevista addirittura una conferenza stampa a breve in cui verrà ufficializzato l'attivazione di questo centro. Quindi, dicevamo, è un percorso parallelo che non ha nulla a che vedere, naturalmente insomma, il legislatore ha previsto che questo percorso parallelo prevede dei vantaggi per chi lo consegue. Qualcuno può pensare, c'è un vero pentimento, parliamo sempre in generale, o c'è la ricerca di un vantaggio? Allora, il presupposto, se il giudice dispone questo tipo di procedura, vuol dire che ha compreso in questo procedimento come in qualsiasi altro procedimento che l'imputato è nelle condizioni di poter chiedere, e quindi poi sarà il mediatore, tra le altre cose, che si incontrerà con l'imputato a capire se vi sono i presupposti. Però, perché si capisca qual è la ratio della norma, ad esempio questa giustizia riparativa può essere richiesta anche dalla parte offesa, anzi nel diritto anglosassone generalmente l'iniziativa è della vittima, e spesso si tratta di vittime di violenze sessuali. La vittima della violenza sessuale che dopo anni da quando si è verificato il reato si vuole incontrare col proprio carnefice e vuole chiedere al carnefice perché lo ha fatto, perché tra tanti soggetti ha scelto proprio lei, e questo consentirà alla vittima di come dire, un percorso psicologico migliore e riprendere a fare una vita normale. La stessa cosa per quanto riguarda l'imputato. Il mediatore, che è un soggetto formato appositamente dopo circa 6 mesi di un corso a cui deve partecipare, dovrà valutare. Diceva la Cassazione, lo dice anche l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Catania, il giudice ha disposto l'autorizzazione a che inizi questo percorso. Sarà poi il mediatore a valutare, come lei mi chiedeva, se vi sono i presupposti, quindi se ad esempio l'imputato è realmente pentito, ci sono tutte le condizioni e questo sarà un percorso lungo. Certo, nel momento in cui dovesse concludersi positivamente, l'autorità giudiziaria dovrà tenere conto anche di questo nella determinazione della pena finale. Di questi vantaggi, attenuazione della pena o circostanze attenuanti, diciamo, di questo parliamo quando parliamo di vantaggi in una eventuale nuova condanna. Ecco, ma il legislatore non ha messo paletti, cioè questa circostanza, questo percorso alternativo, la giustizia riparativa, è applicabile a qualsiasi delitto, anche un delitto così grave, così efferato come quello che ci coinvolge tutti? L'unico limite che il legislatore pone è se questo percorso potrebbe incidere negativamente sull'accertamento della verità. E tutte le volte in cui invece la verità è già stata cristallizzata e quindi ad esempio la colpevolezza dell'imputato è chiara perché l'imputato ad esempio ha confessato, in tutti questi casi in cui non si incide è consentito indipendentemente dalla gravità del reato. Anche ad esempio è prevista dal legislatore la possibilità di sospendere il procedimento, e viene previsto in alcuni casi, negli altri casi no. Nel nostro caso ad esempio, se vogliamo affrontare l'argomento principale, non è stato sospeso il procedimento, quindi a dimostrazione di quello che le dicevo, sono due strade parallele, il procedimento seguirà il suo corso indipendentemente dall'esito di questo programma. Che tempi avrà, così a margine le chiedo, il processo penale per questo caso? Il processo penale sta andando avanti e andrà avanti. Il giudice ha stabilito che entro settembre il centro di giustizia riparativa territorialmente competente dovrà stabilire il percorso che dovrà essere stabilito, ma anche su questo, i tempi di questo percorso lo stabilirà il mediatore, anzi i due mediatori che devono essere incaricati. Potrebbe durare poco, potrebbe durare tanto, potrebbe essere interrotto in qualsiasi momento se il mediatore
mediatore ritiene che non vi sono le condizioni. Ripeto, noi non ci occuperemo più di quella vicenda, che è una vicenda parallela, ci occuperemo del processo. E certo che questa, dicevamo, è una decisione anche un po' pioniere, che fa da pioniere in questo campo, che sta suscitando anche tanto interesse anche negli ambienti penali. Certo, provocherà anche tante polemiche, lasciamo stare l'opinione pubblica che ha reagito, già l'ho visto sui social, in maniera anche molto dura, però è vero che è un caso quasi limite, ecco, mi verrebbe da pensare. Allora, il provvedimento, mi va di dire, è veramente un provvedimento di una finezza giuridica rara. Io capisco che l'opinione pubblica... Anche perché non siamo abituati esatto, al concetto di giustizia riparativa. È una norma che deve essere applicata, il giudice deve valutare se vi sono i presupposti o meno. Il giudice ha ritenuto che vi fossero i presupposti, ritengo con una divisione ineccepibile, che farà giurisprudenza tra le altre cose, perché richiama tutta una serie di richiami giurisprudenziali a livello nazionale. È chiaro che l'opinione pubblica che può erroneamente attribuire a questo tipo di procedura dei vantaggi, delle scorciatoie. È chiaro che o anche il semplice concetto del perdono, ecco, sicuramente anche un fatto abbastanza vicino, e il concetto di perdono forse anche prematuro, sia chiederlo dai familiari, sia chiederlo, dico, non spetta all'opinione pubblica, però è una vicenda ancora che sentiamo molto fresca, molto delicata. I leoni da tastiera non mancano. Ho letto che ci sono offese anche nei confronti dei difensori della Patti e siamo abituati, insomma, facciamo il nostro mestiere, però è chiaro che chi non conosce le norme non è in condizioni di è la legge che dice questo. Tra l'altro lei ha fatto già riferimento ai presupposti che ha preso in considerazione la Presidente della Corte d'Assise d'Appello, che le ha detto ci sono tutti. Quali sono questi presupposti? Deve escludersi alcun pericolo concreto per l'accertamento del reato, in questo caso la Patti è rea confessa e quindi il presupposto c'è sicuramente. Non entriamo nel caso. Allora, in generale ci sono, che non ci siano rischi sull'accertamento del fatto, quindi sicuramente in caso di confessione, diciamo... Cioè, immaginiamo che l'episodio si verifichi in maltrattamenti in famiglia e l'imputato che chiede di incontrarsi con la vittima è la moglie che è stata più volte picchiata. Il giudice, prima di ammettere l'imputato a questo programma, deve essere tranquillo del fatto che i due, appena si incontrano, non possa portare questo incontro a un'ulteriore violenza. Nel caso di specie il giudice deve motivare sempre per quale motivo ha ritenuto di poter applicare questa procedura. Allora, più che a questo caso, a me questo concetto di giustizia riparativa mi fa venire in mente quei casi che abbiamo letto nei giornali, per esempio la mamma del giovane assassino che si incontra con la moglie di un carabiniere che è stato ucciso, hanno insieme addirittura creato un'associazione proprio per parlare di dialogo e di perdono in quel caso. Ecco, ci sono stati casi di questo genere in cui spontaneamente, ancora non era applicato il concetto di giustizia riparativa, vittime e carnefici comunque hanno trovato un canale di dialogo che sembrerebbe impossibile, invece in qualche caso accade. È questo che io non riesco a capire, perché ci sia questa difficoltà ad accettare un istituto che è invece di assoluta civiltà giuridica. Nel momento in cui purtroppo un reato si è verificato, nel momento in cui però l'imputato chiede di incontrarsi con la vittima e gli dice: guarda, io ti chiedo perdono per quello che ho fatto, l'ho fatto per queste ragioni, non riesco a darmi pace per quello che è successo, ma perché questo non si possa verificare? E perché questo tipo di comportamento non può in qualche modo portare sollievo alla parte offesa, alla vittima? Nel caso di specie, diciamo, ma in generale questo tipo di comportamento è chiaro che consentirà all'imputato di riprendere la propria vita in modo migliore quando finirà di scontare la sua pena. Anche la vittima potrebbe in qualche modo rasserenarsi per avere capito qual è la ragione, se ce n'è una, che comunque a sé ad esempio non è attribuibile nessuna responsabilità. A volte la vittima di certi tipi di reati si attribuisce anche delle responsabilità, a volte sbagliando, invece in quel modo capisce di non avere nessuna responsabilità per l'episodio che si è verificato. Quindi è un istituto di civiltà giuridica, ripeto, quando il giudice dispone che si proceda, poi il giudice si lava le mani di tutto questo. Sarà un mediatore che ha una sua preparazione, che dovrà decidere se è opportuno farlo, se non è opportuno farlo, se è una finzione, se è un pentimento vero o finto. Si inizierà un percorso che non ha niente a che vedere e che, ripeto, non deve essere interpretato come facile strada per arrivare a delle soluzioni più vantaggiose per l'imputato.
e chiama anche in causa il concetto di giustizia rieducativa o di giustizia punitiva. Ne continueremo a parlare tra poco, ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Bentrovati alla seconda parte di questa puntata dedicata alla giustizia riparativa, un concetto nuovo che è stato introdotto di recente nel nostro ordinamento dalla riforma Cartabia e che viene applicato forse tra i primi casi in Italia proprio ad un caso emblematico che ha sconvolto tutta l'Italia, cioè l'omicidio della piccola Elena Del Pozzo, perché la madre, rea confessa dell'omicidio Martina Patti, e i suoi difensori hanno chiesto e ottenuto questo istituto che stiamo cercando di capire come funziona. Ci ha raggiunto intanto Antonello Arculeo, psicoterapeuta, esperto anche di relazioni, di violenza di genere. Ecco, in questo caso spiegavamo che manca il consenso della parte offesa, manca la vittima principale, manca anche il consenso della parte offesa, dei familiari, e viene in gioco questo concetto anche ancora più strano, comunque a cui non siamo familiari, quello di vittima surrogata. Ecco, che cosa significa e chi può essere in questo caso una vittima surrogata? Una persona che ha, diciamo, vissuto delle esperienze simili a quelle della vittima. Quindi in questo caso aver perso un figlio, una figlia. O situazioni comunque simili legate al trauma. Io voglio dire in qualche modo poi, permetto che mi scuso per il piccolo ritardo legato a un problema interno e ho seguito un po' tutto quello che è stato detto prima e ovviamente fra l'altro mi trovo ad occuparmi anch'io in qualche modo, abbiamo avuto anche modo di parlarne in passato, di giustizia riparativa, no? Nel senso che il lavoro che poi su cui l'avvocato Tamburino prima parlava è sicuramente condivisibile, quello di immaginare che poi chi ha compiuto un reato possa in qualche modo avere sia la possibilità di redimersi, in questo caso parliamo di una donna molto giovane, e anche di riconsiderare una serie di agiti avuti, no? In questo caso gravissimi e estremamente drammatici. Come dice lei giustamente, la situazione di una vittima che non è quella mette anche delle domande rispetto alla vittimizzazione secondaria di chi già ha subito questa faccenda, no? Io ascoltavo le cose dette dall'avvocato Tamburino, che peraltro condivido, nel senso che è giusto dare spazio alla giustizia riparativa. In qualche modo io lavoro anche secondo dei dettami di un'organizzazione internazionale che si chiama WWP in italiano, che si occupa di queste tematiche, che mette dei paletti rispetto al percorso di un giustizia riparativa. Credo che una delle cose che sentivo dire prima, io ovviamente non conosco il caso se non per quelli che sono gli aspetti della cronaca, è la conclusione completa del percorso giudiziario. Mi sembra di capire che ancora questa situazione non ci sia. Questa è una delle tutele che chi si occupa di questo ovviamente in qualche modo certe volte chiede, anche per delle questioni che sono logiche e giuste. Un'altra questione importante, sentivo prima, questo credo che sia importante, che questo lavoro venga fatto, e fa piacere che a Catania si stia creato finalmente, perché era presente solo a Palermo negli ultimi credo 10 anni, non so, perché era presente a Palermo un centro di giustizia riparativa, ora è avviato anche qua. Ecco, a proposito anche di come si organizza questa macchina, dico, il fatto che uno degli obiettivi di questo istituto è che si raggiunga anche una consapevolezza e una responsabilizzazione da parte dell'autore del delitto rispetto a quello che ha fatto. Ma quando si arriva a questa consapevolezza, certe volte non può veramente sconvolgerti la vita se è stato fatto in un momento, in un'altra fase della vita, e dall'altra anche la vittima che entra in contatto. Ecco, che competenze servirebbero per gestire queste consapevolezze così sconvolgenti?
Diciamo che io ovviamente parlo anche un po' più in generale, visto che la situazione specifica io non la conosco come ma sicuramente... Io anche parlavo in generale, cioè dico in generale di reati credo che comunque gravi. No, credo che sia essenziale che da parte dell'autore ci sia una totale responsabilità pienamente riconosciuta rispetto agli atti compiuti. Credo che ci sia necessaria una completa assenza di colpevolizzazione rispetto, diciamo, all'evento che poi ha determinato questa situazione. Cioè che in questo faccia a faccia non esca fuori, sì, però tu come, insomma, nelle separazioni. Diciamo che la posizione mia e quella dell'organizzazione internazionale è quella che questi percorsi sono, secondo me, buonissima cosa, ottima cosa anzi, ma che vengono fatti dopo un percorso importante che la persona deve fare. Quindi in questo caso probabilmente i colleghi della giustizia penitenziaria magari hanno fatto un lavoro, però questa è una premessa di cui non ho sentito parlare, è una premessa essenziale perché si arrivi a quello. Quindi si deve arrivare a un percorso, diciamo, di giustizia penale, chiamiamola così, dopo che c'è un collegamento, un lungo percorso, diciamo significativo percorso da parte di chi ha fatto questo atto, e che ci sia anche un collegamento tra un mediatore, che dovrebbe essere anche un mediatore esperto di violenza e di trauma, perché i mediatori penali ovviamente possono anche gestire delle situazioni diverse, quindi la competenza a cui faceva riferimento lei è certamente un aspetto essenziale. Poi in termini generali, in questo caso ovviamente la situazione non c'è perché comunque c'è una detenzione lunga, una valutazione attenta sul rischio, sulla possibilità che certe volte questo tipo di attività vengono anche agite su situazioni che sono fuori, cioè con persone che sono fuori. Non sono detenute. Le volevo chiedere invece, ne accennava l'avvocato Tamburino, ma mi interessa dal punto di vista psicologico, cioè la situazione della vittima che chiede o accetta di mettersi faccia a faccia appunto con, tra virgolette, il suo carnefice, comunque l'autore di un reato che l'ha ferita, gli ha provocato danni. Che cosa può mettere in gioco nella vittima? Ma lo dicevate prima, credo che sia vero che quello possa essere un'occasione anche di superamento del trauma, rispetto sicuramente. Tutte queste cose però non possono essere né abbreviate né corte, e certe volte alcune esperienze che mi è sembrato di sentire possono andare in quella direzione. Ecco, queste sono cose che hanno bisogno di un lavoro anche significativo e lungo. Ripeto, torno a dire all'attenzione anche alla vittimizzazione secondaria rispetto a questo, ovviamente sto parlando in generale, che è un rischio che può esistere e che deve essere risparmiato a chi ha già subito questo tipo di situazione. Leggevo a proposito di giustizia riparativa che è anche un modo per dare voce alle vittime che spesso nel processo invece non ce l'hanno. È così. Quando appunto c'è questo colloquio seguivo perfettamente il ragionamento dello psicologo, perché effettivamente il dialogo può essere utile in questo modo, proprio perché consente alla vittima di capire che è estraneo all'episodio che si è verificato. Quindi è chiaro che sarebbe un errore grave se poi invece nel corso del programma riparativo si dovesse giungere alla conclusione che ad esempio c'è un ribaltamento delle responsabilità. Cioè immaginiamo se nel corso di questi colloqui, di questi incontri, l'imputato che ha chiesto di incontrarsi poi invece accusa la vittima di avere una sua partecipazione nell'evento. Sì. È chiaro che questo sarebbe la dimostrazione di... Però proprio a questo serve il programma di giustizia riparativa, e il mediatore deve capire quando è utile farlo e quando invece addirittura potrebbe causare danni alla vittima che dopo aver subito un danno iniziale ne subisce un secondo. Questo appunto è il concetto di vittimizzazione secondaria. Quello che volevo chiederle invece, dottore Arculeo, è anche la distinzione tra il raggiungere un obiettivo di consapevolezza e il perdono. Sono due cose diverse. Non necessariamente la vittima che entra in relazione con l'autore del reato deve perdonare. Non ci mancherebbe.
Assolutamente, assolutamente È sì. un altro obiettivo? Assolutamente sì, è un'altra possibilità più che un altro obiettivo. Un'altra possibilità, sono due dimensioni diverse e ovviamente la responsabilizzazione, la capacità di riuscire a prendere completamente consapevolezza anche dei danni procurati, no? Che è la cosa che dicevamo prima. Ripeto, secondo me è essenziale che questo lavoro venga fatto dopo un lavoro importante, che sia per un lavoro psicologico importante, e che ci sia un ponte, un collegamento tra il mediatore civile, che ovviamente fa un pezzo che è molto più breve, e chi invece poi ha fatto questo tipo di lavoro, in questo caso dentro un istituto penitenziario, piuttosto che al di fuori per persone che hanno delle pene esterne. Abbiamo gli ultimi minuti e le chiedo, avvocato Tamburino, quale può essere l'esito, parliamo in generale della giustizia riparativa in termini di cosa si conclude, scuse, risarcimento? Allora, proprio la legge, che è la 150 del 2022, prevede proprio una conclusione che porterebbe a una sorta di refusione, risarcimento, materiale o non materiale, cioè si può concludere in tanti modi e sarà il mediatore a valutare se questa conclusione sia valida o meno. La conclusione può essere semplicemente con delle scuse, un abbraccio finale, una spiegazione, oppure una refusione di una somma ovviamente soltanto simbolica. Io condivido tutto quello che ha detto il dottor Arculeo, in particolare le valutazioni sulla opportunità di svolgere questo tipo di attività dopo un certo periodo, perché è chiaro che deve maturare l'imputato questo diciamo momento. Che forse bisognerebbe parlare di anni e anni per raggiungere alcune consapevolezze. Siamo in chiusura, abbiamo fatto una grande premessa condivisa dall'avvocato Tamburino e naturalmente anche da noi, che parlavamo di giustizia riparativa prendendo spunto dal caso di Martina Patti, ma naturalmente per parlare proprio di questo nuovo istituto. Allora le voglio chiedere, dottore Arculeo, lei a quali casi lo troverebbe più adatto? Violenza di genere, violenza su minori cresciuti? Francamente a tutti i casi, per quello che dico che la giustizia riparativa è un'ottima cosa, a tutti i casi in cui c'è anche una disponibilità piena e aperta da parte della vittima. Ci sono le premesse che stiamo dicendo. Ma per esempio anche un bambino vittima di pedofilia che poi crescendo e con questa maggiore consapevolezza ha la voglia, il desiderio di guardare in faccia chi a me è capitato, perché sofferenza. mi occupo di queste cose, quindi sì. A me è capitato, ma è nato dalla vittima. Capisce che è diverso, perché qui stiamo parlando giustamente. Sì, ma quindi è capitato proprio un caso di questo genere? Più di una volta. Certe volte anche soltanto per poter dire al padre perché lo hai fatto, non sempre per abbracciarci. Ecco, l'happy ending non è sempre dietro l'angolo. Anche per capire le motivazioni. Ma perché giustamente ci sono dei legami in queste situazioni che comunque reclamano anche questo tipo di domande, no? Mi è capitato più di una volta. Proprio il caso che dice lei. Quindi di un minore vittima di abusi che poi ha voluto incontrare il suo carnefice anche soltanto, appunto il perdono abbiamo detto è un'altra categoria morale. Una dimensione personale che giustamente attiene a un'altra dimensione. Purtroppo è un argomento difficile, è spinoso, è da trattare in punta di piedi, ma anche e soprattutto di diritto, perché, lo ripetiamo, è un istituto previsto dalla legge, dalla recente riforma Cartabia. Il tempo a disposizione è finito, ringrazio l'avvocato Tommaso Tamburino, presidente della Camera Penale di Catania, che ha chiesto e ottenuto fra i primi casi in Italia l'istituto, questo istituto di giustizia riparativa. Ringrazio il dottore Antonello Arculeo, psicoterapeuta esperto appunto di questi casi. Ringrazio anche voi che ci seguite da casa, vi saluto perché, come dicevo, questa è l'ultima puntata della stagione, ci vedremo con le nuove puntate a settembre. A tutti un buon pomeriggio.